Buonasera. Andrea, finalmente non si può dire che l'approccio sia stato sbagliato. No, abbiamo fatto un ottimo approccio, era importante perché dopo la mancata qualificazione dell'altra sera dovevamo partire col piede giusto, dare subito un'impronta decisa alla partita e l'abbiamo fatto nel migliore dei modi. Ha acquistato un nuovo centrocampista? Ma Danilo, giocatore intelligente che sa fare molte cose, in ogni parte del campo riesce sempre a fare la sua partita, adesso l'abbiamo provato in questa posizione, ma eravamo sicuri perché ha le qualità anche per giocare in mezzo al campo. Vi chiedo se quella parte finale della partita dopo il 3-1 era un pizzico di stanchezza o forse il fatto di essere andati sul 3-0 un po' di deconcentrazione e poi si è avuta paura per quell'intervento di Ronaldo che potesse essere espulso. No, per l'intervento di Ronaldo no, perché è il classico intervento di gioco, ha guardato la palla, quindi poi non si è accorto di essere andato contro il portiere, però c'è una VAR che decide e avrà guardato il da farsi. Ma sul 3-0 è normale che ti abbassi un po', sono mancate un po' di forze sia fisiche che mentali, però la partita era sotto controllo. Ale. Allora Andrea, molta rabbia stasera da parte della Juventus, ben tradotta sul campo come dicevo prima, e poi con Ronaldo protagonista, un Ronaldo che poi a fine partita non ha voluto parlare. Ecco, che settimana è stata per lui, tu che l'hai potuto seguire da vicino? Era effettivamente anche, era arrabbiato con se stesso, era arrabbiato per le troppe critiche ricevute? Che settimana, che giorni sono stati più che settimane? Ma era arrabbiato come era arrabbiato tutta la squadra questa settimana perché non riuscire a qualificarsi ha portato tristezza all'interno di tutto il gruppo, però non ha parlato perché aveva già parlato sul campo facendo 3 gol, facendo una grande prestazione, quindi non è importante che parli dopo, ma è importante quello che fa sul campo. Ecco, Marocchi sostiene una cosa, che dovresti insistere su questo tipo di formazione, questo più o meno. No, sì, perché secondo me il 4-4-1 più Cristiano Ronaldo facilita il compito a tutti, secondo me. Io capisco la tua ambizione, ti abbiamo seguito, è bello capire quando un allenatore arriva, la rotazione con uno dei centrocampisti che va dentro, sale un difensore, eccetera. Però per le caratteristiche degli uomini che hai a disposizione, io credo che sia meglio bloccarli così, 4-4-1 più Cristiano Ronaldo. Ma non era un 4-4-1, oggi era in fase di possesso, eravamo in 3 perché Quadrado si alzava, Kulusevski veniva dentro il campo, in più abbiamo ritrovato Morata fin dall'inizio perché è rientrato da un momento di infortunio, poi ha avuto un virus e quindi non avevamo avuto la disponibilità di metterlo in campo. Adesso che sta bene possiamo farlo giocare, quando giochiamo con 2 punte effettive poi il gioco diventa molto meglio. No, ormai siamo al tormentone perché c'è un commento che dice che tu giochi a 4 e poi tu arrivi e dici no, abbiamo giocato a 3. Sta diventando ormai a proposito una difendiamo a 4 e poi impostiamo in modo diverso in base anche a come ci vengono a prendere gli avversari. Sì, Oggi certo. loro avevano 2 attaccanti, quindi per avere la superiorità abbiamo abbassato di più Alex, un po' più bloccato, lo facciamo venire un po' più dentro il campo, lasciando la libertà di Quadrado di spingere con Kulusevski che Andrea, forse l'avevi preparato, ma non trequartista. si è visto chiaramente comunque ne prendo atto. Ecco. No, a proposito di quel Kulusevski che veniva in mezzo al campo, Andrea, si è parlato molto, no, di un futuro da mezzala di Kulusevski, di un futuro appunto sempre più centrocampista che si inserisce meno esterno. Ci stai lavorando con profitto? È un'ipotesi Pensi anche tu possa essere una strada da percorrere per il suo futuro? Sì, credo che potrebbe essere il suo ruolo futuro perché ha tanti chilometri nelle gambe, è un giocatore che corre tanto, ha tanta qualità anche per farsi trovare a disposizione nella costruzione, quindi ci lavoriamo, in tante occasioni non abbiamo potuto farlo perché avevamo assenze davanti e quindi abbiamo dovuto adattare a fare anche il secondo attaccante. Siete a 10 punti dall'Inter, chiaramente con una partita in più da giocare. La domanda è, cioè dovete praticamente vincerle tutte, o quasi. Diciamo quasi. Sì. Ecco, ti senti pronto per questo tipo di impresa con questa squadra? Ma sì, siamo qua per quello, siamo qua per lavorare, per cercare di fare un'impresa, noi pensiamo solo a noi stessi, noi dobbiamo solo vincere le partite e sperare che l'Inter possa perdere i punti, però il nostro obiettivo è quello di cercare di fare più punti possibili e fare più punti possibili vuol dire vincere tutte le partite. Bene, grazie Andrea Pirlo, Grazie, alla prossima. Grazie.